rueda la pelota, si inizia, buon divertimento con il Lecco a impostare la prima azione. Imposta ancora l'azione, la formazione del Lecco con tentativo da parte di Garcia Lopez. Prova ora Fusari sulla sinistra, Fusari! La palla sfiora il palo, la risposta dell'Olimpia. Il numero del sistema, attenzione, Xilone anticipato da Garcia Lopez, il sinistro, la parata di Ceschini. La viene avanti Tortorella, però capisce tutto Rafinha. Rafinha a 3 contro 3, il tocco di Rabona per Fusari, ancora una volta. Palla però che arriva direttamente fra le braccia di Marchese, attenzione al Lecco che trova spazio con Dialvé, poi la palla in mezzo ancora, tocco in direzione di Alciati che però strozza un po' troppo il pallone. Passaggio in mezzo per Arengi, lo scambio, ancora Tortorella contro Bazzanella per un duello in rima, Tortorella col piattone. Tentativo, lancio a cercare Anderson, il sinistro, la palla rimbalza davanti a Ceschini e Anderson porta in vantaggio la formazione del Lecco dopo 10 minuti e 53. Rilancio di Ceschini per Rafinha, il tacco di Rafinha per Silon, Silon sul sinistro, il pareggio di Silon, 12:59. Problemi la telecronaca, intanto Alciati, salta Mufakir, ancora Alciati sul secondo palo, arriva Seferi e non sbaglia, recupera Thiago, ha spazio a Thiago, c'è Silone a destra, Silone controlla il sinistro sul primo palo, Cristel ancora largo per Fusari, passaggio indirizzato a Cristel, Cristel mette il pallone verso Bazzanella, si gira Bazzanella, intanto attenzione al Lecco, il palo di Alciati, poi il sinistro Ceschini, ancora Lecco in avanti, un attacco di Cristel, poi Silon, Fusari, la palla deviata in calcio d'angolo, Seferi per Anderson, Anderson contro Thiago, il gioco di gambe e la mette sotto le gambe di Ceschini per il 3-1 del Lecco. Intercetta Rafinha, palla verso Fusari, il controllo di Fusari, il tunnel in fallo laterale, rimessa per Silon da Rafinha, ancora Rafinha, di nuovo Silon controllato dal numero 14 avversario, il tiro respinto, poi arriva Rafinha, Fusari dalla palla a Thiago, in profondità c'è Rafinha, si accentra Rafinha, pallonetto e 3-2. Pallone poi di sinistro per Silon, il tacco, Fusari arriva ad Alciati, ancora Lucio per Tortorella, si accentra Tortorella, Ceschini in due tempi, rilancio in avanti, recupera Mufakir, recupera in seconda battuta, poi Rafinha, appoggio per Amin, numero di Amin Mufakir, sinistro, bel passaggio in direzione di Bazzanella, Bazzanella arriva a rimorchio Silon, poi Rafinha, ancora Silon, di nuovo Rafinha, entrati nell'ultimo quarto da 13 secondi, attenzione, Silon che ha provato la girata di testa ma non è riuscito, palla intercettata da Alciati, Alciati che lancia in profondità Tortorella che però trova la rete esterna, Fusari che finge, poi Silon col sinistro, da Lucio si va da una parte all'altra, Lucio e poi il palo, Cristel in aria, mette in mezzo, Anderson rischia un po', poi preferisce mandarla fuori perché palla scottava un po' troppo, attenzione Bazzanella che sfiora la traversa, evidentemente la palla è riuscita, attenzione ad Anderson che si gira in un fazzoletto, disinnesca Ceschini, Lecco che si mantiene in avanti, palla per Lucio, gran diagonale, Ceschini però risponde ancora, lo scambio Silon-Rafinha, ancora Silon, dietro ancora per Rafinha, palla per Fusari, Fusari chiuso e allora dietro ancora Rafinha, di nuovo Silon, la finta, Fusari prova la punta, Fusari, Thiago, vediamo Rafinha, la finta, tocco all'indietro ancora per Thiago, mancano 3 minuti alla sirena.
Il lancio di Rafinha, Fusari troppo leggero, attenzione al rilancio, palla per Silon col sinistro, di nuovo Rafinha, la finta, Silon però non aggancia, il tiro di Alciati e la palla in rete per Alciati che lo merita dopo l'ottima prova di oggi. Rafinha prova a riaccenderle, palla per Silon, sinistro deviato in due tempi, chiude la porta Marchese. Intanto attenzione ancora Silon, 3 secondi ormai il fischio finale arriva, suona la sirena, Lecco che spugna il campo di Olimpia Rovereto.